Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: tra Castelvetrano e Campobello, morto un 17enne investito dal treno. A quanto pare camminava sui binari di spalle al locomotore ascoltando musica dalle cuffiette. Inutili i ripetuti segnali acustici della motrice. Catania, i 12 apostoli erano una setta organizzata per manipolare e abusare giovani vittime. A capeggiarla il santone Pietro Capuana, che deve scontare 16 anni. Le 3 complici, pure loro condannate, reclutavano le ragazze preparando il terreno per le violenze. Queste le conclusioni del tribunale. Dopo il tentato rapimento di una piccola a Bergamo, a Palermo è psicosi sequestri di bambini. Una donna con problemi psichici ha rischiato il linciaggio. Il ciclone Harry danneggia anche la programmazione della prossima stagione estiva. Il governatore Schifani: chiederemo all'Unione Europea fondi per i gestori degli stabilimenti balneari distrutti o danneggiati e di posticipare le gare per l'assegnazione dei nuovi lidi. A Niscemi in arrivo 19 robot telecomandati, missione salvare almeno in parte i preziosi volumi della biblioteca sospesa sul precipizio. A Catania in abbandono il Parco Majorana, intitolato a uno dei caduti di Nassiria. Rimane una sola porta del campetto, mentre l'area per il gioco delle bocce somiglia più a un orto. Calcio, Palermo occasione d'oro, nell'anticipo il Frosinone ha pareggiato 2-2 con l'Empoli con una vittoria contro il Sud Tirol. Squadre fra poco in campo al Barbera, i rosanero si ritroverebbero a 2 punti dal secondo posto. Catania, serve insistere, dopo il successo con il Trapani bisogna ripetersi con il Giuliano, prima dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento, Trapani e Siracusa, Fracampo e Beghe Societarie. Bentrovati. Tra Castelvetrano e Campobello purtroppo è morto un 17enne investito dal treno. A quanto pare camminava sui binari e di spalle al locomotore ascoltando musiche dalle cuffiette. Sarebbero stati inutili i ripetuti segnali acustici della motrice. Sul dramma indaga la procura di Marsala. Laura Spanò. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo per ricostruire cos'è accaduto ieri lungo la tratta ferroviaria Castelvetrano Campobello di Mazzara in zona San Nicola, dove è morto un giovane di 17 anni, e verificare eventuali responsabilità, anche se al momento tra le ipotesi rimane quella di una tragica fatalità legata alla distrazione. Le indagini sono state delegate alla Polfer, che sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica. Tra gli elementi al vaglio l'uso delle cuffie che potrebbero aver isolato il giovane impedendogli di percepire il fischio del treno o il rumore delle rotaie. Il ragazzo di origine tunisina residente a Campobello, secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, stava camminando costeggiando i binari, indossava cuffie auricolari collegate ad uno smartphone e non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio diretto a Castelvetrano. Un impatto violentissimo e fatale. Il ragazzo è deceduto sul colpo. A nulla è valso il tentativo dei sanitari di rianimarlo. Il traffico ferroviario è ripreso solo nel tardo pomeriggio. In provincia di Messina, a Pace del Mela, i malviventi hanno fatto esplodere la notte scorsa l'ingresso della filiale, come vedete, della Banca Nazionale del Lavoro, con l'intento riuscito di portar via la cassa del bancomat. L'esplosione, lo noterete, ha provocato un incendio che è stato domato dai vigili del fuoco. A Palermo un ladro maldestro tenta di introdursi in un appartamento arrampicandosi su una canaletta. Cade e si frattura il femore. Il 30enne, già noto agli investigatori, ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito per un debito di droga.
ma le telecamere hanno smentito la sua versione e per lui è scattata la denuncia. Catania, abusi, manipolazioni, controllo sulle ragazze. Le motivazioni della sentenza 12 apostoli raccontano un sistema organizzato e strutturato della setta allo scopo di abusare delle giovani. I giudici spiegano perché sono colpevoli Santone Pietro Capuana, che dovrà scontare 16 anni, e le 3 coimputate, pure loro condannate. Eva Spampinato. Le motivazioni della sentenza contro Pietro Capuana e le 3 coimputate occupano 194 pagine da poco depositate e descrivono un quadro di abusi sessuali sistematici. Un documento duro e che ricostruisce gli anni di un processo concluso con una sentenza di colpevolezza e un impianto accusatorio definito solido e coerente. Il tribunale spiega che le violenze non erano episodi isolati, ma parte di un vero e proprio sistema organizzato all'interno dell'associazione H. Capuana agiva come guida spirituale. Le 3 donne, Fabiola Raciti, Rosaria Giuffrida, Katia Concetta Scarpignato, reclutavano e manipolavano le giovani vittime, preparando il terreno per gli abusi. Le testimonianze delle ragazze sono state ritenute credibili, mentre le difese sono state smontate punto per punto. Secondo i giudici si è trattato di un contesto di manipolazione e controllo, mascherato da valori religiosi, con cui le vittime venivano private della propria libertà e sfruttate fisicamente e psicologicamente. La Procura di Messina ha chiesto il giudizio immediato per il medico 70enne Francesco Stagno dal Contres, ex primario della chirurgia plastica al Policlinico ed ex parlamentare, arrestato a dicembre con l'accusa di truffa, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità. Andrà a processo il 21 aprile. Palermo, dopo il tentato rapimento di una piccola a Bergamo, nel capoluogo è psicosi e sequestri di bambini. Una donna con problemi psichici ha rischiato il linciaggio. Marco Gullà. I bambini qua perché sei stato al circo? Stia attento a quello che fa! Una giornata di ordinaria psicosi è quella andata in scena ieri a Palermo, quando tra video e segnalazioni social è stata diffusa la notizia che una donna volesse rapire una bambina in un centro estetico del capoluogo. Vediamo anche le immagini della telecamera di videosorveglianza. Sulle chat di gruppo, soprattutto quelle scolastiche, inizia un tantam di psicosi collettiva. E così c'è chi l'ha vista davanti alla scuola Falcone allo Zen, chi davanti il centro commerciale Concadoro a fotografare bambini, chi davanti ad altri istituti scolastici. Io ora ti conosco in Tatlegna e picchia a casa per cosa c'è È chiaro? La polizia ha indagato a fondo e fatto accertamenti sulla donna, che ha problemi psichiatrici ed è conosciuta alle forze dell'ordine, ma non avrebbe mai voluto rapire nessuno. La polizia ha anche ascoltato la donna con il cappuccio senza ravvisare alcun comportamento pericoloso. La signora, tra l'altro riconosciuta da alcuni cittadini, viene fatta scendere da un autobus rischiando addirittura il linciaggio. Il cattivo uso dei social, misto alla psicosi dei rapimenti di bambini, ha generato una giornata di follia collettiva. Il ciclone Harry danneggia anche la programmazione della prossima stagione estiva. Numerosi gli stabilimenti balneari distrutti o danneggiati. Sentiremo i passi della regione illustrati dal governatore Schifani in risposta alle preoccupazioni della categoria. Il servizio di Francesco Triolo. Da un lato i ristori, 1 miliardo dal governo per Sicilia, Calabria e Sardegna, intanto 40 milioni dalla regione, dall'altro l'incubo e il pericolo di dover abbandonare tutto tra un anno. Dopo Harry un altro ciclone rischia di abbattersi sugli stabilimenti balneari e quello della Bolkestein, la direttiva europea che rimetterà in gioco tutte le concessioni, un aspetto che preoccupa non poco le associazioni di categoria. Il sindacato richiama però l'attenzione su criticità delle concessioni in scadenza, che ostacola investimenti e programmazione. Chiede quindi una rimodulazione dei periodi concessori per garantire stabilità alle imprese e tutelare l'intero sistema turistico. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente Renato Schifani, che ha spiegato quali sono i passi della regione. Stiamo inoltrando all'Unione Europea, alla Commissione Europea, una richiesta di accesso al Fondo di solidarietà europeo e accanto a questa richiesta stiamo accompagnando anche, ne ho parlato al ministro Tajani,
una richiesta di deroga per la Bolkestein. Stiamo facendo un pacchetto complessivo perché molti imprenditori balneari mi chiedono giustamente: noi realizziamo, poi fra un anno cosa succede? Quindi... Chi ha subito danni dal maltempo del mese scorso infatti potrà ricostruire per salvare la stagione 2026, per la quale è stata prevista anche l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali, ma non sa ancora cosa accadrà in futuro e quindi se l'investimento potrà essere recuperato. Basti pensare che solo sulla costa ionica i lidi totalmente distrutti sono una quarantina, quelli danneggiati pesantemente una ventina. Miscemi, tecnologie mai utilizzate prima e robot terrestri per tentare il recupero dei beni nella zona più instabile. Sotto osservazione anche la strada provinciale 11, unica via di accesso al paese. Intanto resta aperta la ferita dei 23 professionisti con gli studi nella zona rossa che sono fermi da oltre un mese. Gerry Italia. C'è una flebile speranza di recuperare almeno parte del materiale custodito nella biblioteca privata Angelo Marsiano, sospesa sul bordo del precipizio. I vigili del fuoco annunciano l'uso di tecniche innovative mai sperimentate prima, che potrebbero consentire il prelievo dei documenti e dei volumi dal primo piano, ma solo con condizioni meteo favorevoli. Più complesso il recupero degli oltre 3.000 libri custoditi nel seminterrato. Per quelli serviranno ulteriori studi e valutazioni. Per operare nelle aree più pericolose sono in arrivo 19 robot terrestri telecomandati, capaci di muoversi nella cosiddetta zona nera e di trasportare carichi anche pesanti, riducendo l'esposizione al rischio degli operatori. Intanto il monitoraggio non si ferma. Il nucleo USAR controlla la stabilità del terreno con sensori di precisione e puntatori laser in grado di rilevare movimenti millimetrici. Fondamentale il supporto dei droni che ogni giorno mappano dall'alto l'evoluzione della frana, mentre i sistemi satellitari garantiscono la trasmissione continua dei dati. Sul fronte degli interventi sono già 1558 le operazioni effettuate dall'inizio dell'emergenza. Restano 51 interventi da completare nelle fasce più vicine al fronte della frana, dove i tempi saranno inevitabilmente più lunghi. Sotto osservazione anche la strada provinciale 11, unica via d'accesso al paese. Al momento non si registrano movimenti, ma resta a rischio. Sensori collegati a un sistema GPS attivano semafori e allarmi in caso di spostamenti del terreno, mentre gli esperti continuano a studiare i dati per definire nuove soglie di sicurezza. In questo scenario di emergenza restano ancora senza risposta i 23 professionisti con gli studi in zona rossa. Da oltre un mese non possono lavorare, temono di perdere i clienti e chiedono misure di sostegno specifiche per poter ripartire. Una crisi silenziosa che rischia di lasciare segni profondi nel tessuto economico e sociale della città. Lo Stromboli torna a farsi sentire con una colata dalla bocca numero 2 del cratere nord e una sempre spettacolare, anche se modesta, attività effusiva. La lava si riversa nella sciara del fuoco, l'attività è eseguita dall'Istituto di Geovulcanologia di Catania, mentre continua l'attività esplosiva caratteristica del vulcano delle Eolie. In provincia di Messina al via il percorso per il nuovo aeroporto nella zona tra Barcellona e Milazzo, nella Valle del Mela. Dello scalo, per la verità, anche per voli di lungo raggio si parla da anni, ma stavolta è una società privata a farsi avanti con la documentazione tecnica necessaria. Francesco Triolo. Si torna a parlare della possibile realizzazione di un nuovo aeroporto nel Messinese, nell'area della Valle del Mela. La società Sciara Holding, attraverso l'amministratore delegato Fabio Bertolotti, ha depositato infatti la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'avvio dell'iter istruttorio. Il progetto, denominato in via provvisoria Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo Giovanni Paolo II, dovrebbe sorgere in un'area compresa tra i comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. Secondo la società proponente, il deposito degli atti rappresenta un passaggio decisivo verso la valutazione ministeriale da cui dipenderà l'eventuale via libera definitivo. L'infrastruttura è pensata non solo per il traffico passeggeri, anche a lungo raggio, ma anche come piattaforma logistica per le merci nel cuore del Mediterraneo, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti del sud Italia, in particolare della fascia tirrenica messinese. Tra i dati illustrati dalla società, anche una stima sull'impatto occupazionale tra 80.000 e 120.000 posti di lavoro considerando indotto, diretto e indiretto. Il progetto prevede la creazione di un complesso che oltre ai collegamenti navale, aereo, ferroviario e autostradale abbia un outlet da 210 negozi, un centro congressi ed un hotel a 5 stelle con 400 camere. Oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14, vi ricordo, su Antenna Sicilia ritorna Il Punto,
l'approfondimento di Luca Ciliberti, che in questa puntata si occuperà di quote rosa e dell'immobilismo dell'Assemblea regionale siciliana. Poche sedute, nessuna riforma dall'inizio dell'anno. L'aula è costata ai siciliani 12.000 euro al minuto. Tra gli ospiti numerosi deputati regionali, l'ex presidente Rosario Crocetta e da Caltanissetta la richiesta di dimissioni per il sindaco di centrodestra Tesauro dopo l'arresto del deputato regionale Mancuso. Orazio dimenticato, a Catania è in abbandono il parco Majorana, intitolato a uno dei caduti di Nassiria. Rimane una sola porta del campetto, mentre l'area per il gioco delle bocce somiglia più a un orto. Tonino De Mana. Vedersi intitolato un campetto di questo, un bellissimo parco tra l'altro, i familiari non penso siano contenti di ciò. Saranno certamente delusi i familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria e da cui nel gennaio 2016 a Cibali era stato intitolato il parco che vedete. Non usa giri di parole Cristiana Arena, vicepresidente del 4° municipio di Catania. In questa foto il momento dell'inaugurazione, con l'allora sindaco Enzo Bianco affiancato da tanti bambini e dai familiari di Majorana. A distanza di 10 anni ecco quel che resta del parco e dell'adiacente campetto, un tempo in erba sintetica. Senza una porta, con l'altra porta addirittura la troviamo che è in pericolo, e vedere che oggi alcuni bambini del quartiere vengono a giocare, per noi amministratori, ma anche per il semplice cittadino che passa e vede suo figlio giocare in questo campo, è un rischio serio. Ogni tiro ed il pallone va fuori perché le protezioni non ci sono da tempo, e che dire del campo di bocce che somiglia ad un piccolo orto. Un campo di patate, secondo me, più che il campo di bocce. Non è mai stato usato per campo di bocce, però vederlo in questa situazione è ancora più... cioè viene anche un po' di ironia vederlo in questo stato. Completano il quadro pali arrugginiti e tranciati pericolosi per i passanti e quel che resta di una fontana. Davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. Spettacolo a Catania, Galilei raccontato attraverso un monologo di Beppe Allocca, l'amor che non muove il sole. Di scena oggi e domenica al Centro Zoo Culture Contemporanee. Orazio Longo. Ci sono voluti 360 anni. Alla fine la Chiesa ha... Ci sono voluti 360 anni. Alla fine la Chiesa ha riconosciuto che Galileo Galilei aveva ragione. Inizia così con un giovanissimo Alessandro Cecchi Paone proiettato sullo schermo alla conduzione dell'allora TG2 Notte lo spettacolo L'amor che non muove il sole, monologo di e con Beppe Allocca. Un viaggio nel tempo che parte dal 1992, dove per il fantasioso giornalista Giampaolo Iorio la notizia più importante è che la città di Prato è diventata provincia. Ah, non era questa la notizia importante del 92? No. E chi? Galilei? No, ma io non... No, scienza, chiesa, no, io non so niente. Sa chi forse? Lucrezia Chiari, lei sa tutto. Ok, mando su servizio. Sì, no, ok, va bene. Bene, gentili telespettatori, scusate, ma a quanto pare non era questa la notizia importante del 1992, è un'altra, di cui io francamente non so niente, per cui adesso vi mando il servizio di Lucrezia Chiari che vi spiegherà tutto per benino. E comunque, che Prato è diventata provincia, secondo me, era una gran bella notizia! Presentato dal palco off al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania, L'amor che non muove il sole, menzione speciale al Milano Off Fringe Festival, riporta sul palcoscenico la figura di Galileo Galilei in una drammaturgia che intreccia storie, personaggi e suggestioni, raccogliendo tra questi anche un dialogo impossibile tra Galilei e Dante Alighieri, ispirandosi a molteplici fonti. Questo qui è il sole, dirai, no, il bicchiere di latte, lo so, però immaginazione, non siamo scienziati noi. Allora, immaginazione. Allora, Andrino, lo vedi? Quello lì è il sole, va bene? Allora, Andrino, mettiti qua, mi raccomando. Andrino, concentrati. Dov'è adesso il sole rispetto a te? A destra, bravo Andrino! E se io... È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, nel pomeriggio il Palermo a caccia di un'altra vittoria casalinga e le ultime sul Catania. State con noi. Calcio, Serie B, Palermo in campo oggi alle 15 al Barbera, arriva il Sud Tirol. Rosanero che cercano il 14° risultato utile consecutivo. Marco Gullà.
testa bassa e pedalare. Il mantra rosanero è questo, soprattutto in partite insidiose come quella di oggi pomeriggio contro il Südtirol. Vige la legge del Barbera, nelle ultime 7 partite casalinghe ha vinto sempre il Palermo. Ieri sera nell'anticipo il Frosinone ha pareggiato 2-2 con l'Empoli, un'occasione importante per i siciliani che se dovessero vincere oggi si porterebbero a 2 punti dai ciociari, secondi in classifica. Come sempre io ho grande rispetto per l'avversario, probabilmente la sfortuna che abbiamo ultimamente è che affrontiamo sempre delle squadre nel loro miglior momento, però detto tutto questo noi insomma siamo in grande forma, siamo in un momento fantastico dal punto di vista mentale, fisico, per cui giochiamo nel nostro stadio. Io sono convinto che faremo una grande gara. Organico al completo per Inzaghi, che contro il Südtirol può contare su ampie scelte in ogni reparto. L'allenatore dovrebbe affidarsi a quella che nelle ultime settimane è diventata la formazione tipo. Jonsen dovrebbe partire titolare assieme a Palumbo a supporto di Poyampalo. Questa squadra ottiene questi risultati perché è forte, perché si è creata un'anima, si è creata un'ossatura che durerà negli anni. Basterà mettere ogni volta qualche giocatore bravo, ma che il più è fatto. Arbitrerà Crezzini della sezione di Siena. In Serie C, altra sfida interna per il Catania. Dopo il successo con il Trapani, la squadra di Toscano vuole ripetersi con il Giuliano, prima dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento. Marco Carli. Serve insistere, il campionato deve vivere ancora le tappe importanti, ma per presentarsi al meglio, al duplice scontro diretto in trasferta con Salernitana e Benevento, i rossazzurri inseguono i 3 punti con il Giuliano, terzultimo in classifica. I campani hanno conquistato 7 punti nelle ultime 4 e con Di Napoli in panchina sembrano aver trovato equilibrio. Il Catania in casa è una macchina, 12 vittorie, soli 2 pareggi e nessun gol subito, differenza reti più 30. Insomma, il trend va alimentato e sfruttato. Questa parola fiducia è fondamentale. Giocare con fiducia, il piacere di giocare come hanno fatto il mercoledì e in tante altre partite. Quello deve essere la nostra forza. Un gruppo che chi parte dall'inizio, chi subentra, soprattutto in queste partite avvicinate, diventa determinante. Toscano ha tanti uomini a disposizione in difesa, è tornato utilizzabile Allegretto e ha alternative in attacco, meno a centrocampo dove non recupera Di Tacchio, non viene rischiato Caturano. Noi l'errore più grande che abbiamo commesso quest'anno è quando abbiamo pensato più lontano della partita che arrivava. Abbiamo già vinto, siamo i più forti, quello è l'errore più grosso che abbiamo e non si commette più. Si pensa al Giuliano e basta. Catania Giuliano sarà raccontata da Telecolor con diretta stadio, appuntamento mezz'ora prima del via, poi più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima. Il Trapani ospita nel pomeriggio al Provinciale la Cavese. Avversario campano anche per il Siracusa, è impegnato domani a Potenza contro il Sorrento. Sergio Colosi. Trapani Cavese e spareggio salvezza. Oggi al Provinciale si gioca il crocevia del campionato Granata, anche se il destino si conoscerà il 9 marzo con il Tribunale federale che potrebbe dichiararne la fine sportiva. 4 sconfitte consecutive per la squadra di Aronica. Di fronte la Cavese imbattuta da 5 turni, 4 pareggi e la vittoria con il Monopoli. Caos societario, penalizzazione di 6 punti in arrivo, crisi di risultati e ultimo posto dietro l'angolo. E la fotografia di un Siracusa disperato che domenica a Potenza affronta il Sorrento. I numeri del campionato, 49 giorni senza successi, con 5 sconfitte e 2 pareggi, certificano la caduta del club azzurro. Ancora più grave la situazione fuori dal campo. Il presidente Ricci vicino all'addio e squadra al sindaco. A Potenza rientra Limonelli dopo 2 giornate di squalifica, le stesse che costringeranno il tecnico Turati a seguire dalla tribuna questa gara e la prossima contro la Casertana. Abbiamo l'obbligo innanzitutto morale per quello che riguarda noi di fare più punti possibili, di fare più prestazioni possibili e di fare il massimo che è nelle nostre potenzialità per cercare di agguantare perlomeno sul campo la salvezza che da molto tempo inseguiamo e che vogliamo fortemente. Infortunati Cancellieri e Valente, Sorrento con 30 punti, poco sopra la zona salvezza.
E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.